Prima hanno forzato una finestra del municipio, poi armati di martelli e picconi hanno fatto un buco nel muro dell'ufficio comunale e sono entrati nei locali delle poste, ospitati nello stesso edificio, nella piazza del paese. Ladri in azione l'altra notte a Giavera del Montello, nel mirino la cassaforte dell'ufficio postale. Sul forziere, con un flessibile, è stato aperto un foro. I ladri si sono quindi impossessati di 8.000 euro in contanti e sono fuggiti. Ingenti danni sia al municipio che all'ufficio postale. Questi banditi, questi furfanti le tentano tutte con scarsi risultati, perché anche gli recenti effetti devastanti sulla Friuladria o su altri istituti bancari che sono stati attaccati appunto hanno creato più danni che bottino. Nell'ultimo periodo Giavera del Montello è stata più volte presa di mira da bande organizzate. A fine febbraio un commando devastò la filiale della banca Friuladria utilizzando l'esplosivo. Magro anche in quel caso il bottino, ma danni ingenti all'edificio. Il boato quella notte svegliò mezzo paese. Per l'ultimo colpo invece nessuno a Giavera sembra aver visto né sentito nulla, eppure le modalità analoghe a quelle del colpo fallito alle poste di Moriago della Battaglia lo scorso 20 marzo fanno pensare ad una stessa banda specializzata in questo tipo di furti. In quel caso i ladri, non riuscendo ad aprire la cassaforte, scapparono a mani vuote, lasciandosi alle spalle migliaia di euro di danni.